Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi, praticamente, piccola premessa prima di iniziare il video, praticamente coloro che hanno guardato l'ultimo video e hanno capito che io farò una pausa, cioè io non faccio pause, perché forse non so, ma non avete ancora capito che sono cinese. E i cinesi, anche quando sono in vacanza, lavorano, perché sono pirla. Allora, insomma, oggi sono tornato in questo nuovo video per parlarvi, non è che vi parlo di questo nuovo aggiornamento che è uscito, non so, tipo 2 settimane fa. Allora, praticamente su YouTube c'era la moda di gemmarsi tutto il nuovo aggiornamento quando non c'era ancora Clash Royale. Allora ragazzi, io sono tornato finalmente su Clash of Clans e su Clash of Clans non mi andrò a gemmare più un cazzo tranne per la scalata, perché Clash of Clans è un gioco che va giocato, anche se è una rottura di coglioni 10 milioni di euro per fare una cazzo di torre inferno. Il bello del gioco è proprio quella rottura di coglioni. Cioè non capite, tipo la gente ama avere una rottura di coglioni, ma Clash of Clans io lo amo perché è un insieme di contrassensi fantastici. Allora ragazzi, come potete vedere attualmente ho 9 milioni e 600 mila di oro e quasi 6 milioni di elisir. Questo significa che andremo a fare un attacchino, anche due attacchini in live, per fare un po' di risorse e speriamo che mi apra un villaggio entro 2-3 orette come minimo, insomma. Intanto salutiamo la globale. C'è un aperto villaggio, però mi fa altamente schifo perché non ha niente di risorse. Ok, questo mi piace. Allora ragazzi, non so, ma io sono un monello di merda. Io amo penetrare sta gente qua. Ah, ok. I muretti al 9 fanno cagare, ragazzi. Fateli al massimo i muri, perché cioè, a un certo punto capisci che i muri devono essere maxati se vuoi fare qualcosina su Clash of Clans. Mettiamo un po' di truppette alla cazzo di cane. Ok, una bella furiozza. Speriamo che apre. Ok, non ha aperto, scialla, fa niente. Mettiamo la pozione salto. Mettiamo un gelatino qua. Figa minchia, odio quel cazzo di cannone falcone, perché rompe troppo la minchia. Allora, una bella furietta qua. Vediamo se i miei eroi entrano. Ok, abbiamo preso il king. Attiviamo l'abilità del sorvegliante. E mi sa che non prendo un cazzo qua. Figa minchia bordello. Prendi almeno Tahol. Cioè almeno il bonus, fratello. Dai regina. Cioè io ci credo in te. Prendi quel cazzo di Tahol, regina. Ok, il cazzone mi ha puntato. Ta! Abilitato l'abilità. Pum! Tahol preso. Io ora mi sto chiedendo se le camere accanto mi stanno schizzando male. Tipo, ma che cazzo è sto pirla che urla così? Bottino onesto, 180.000, vabbè, l'Elise è un cazzo, però il bonus mi riporta tanto su. Ok ragazzi, me lo chiedete molto spesso e io spesso vi dico di no, ma oggi cercherò di accontentarvi di fare un attacco aereo. Io con le truppe aeree sono un gran nabbo, spero di fare qualcosina, cioè almeno fare il 50% sciallo e poi vediamo cosa riesco a fare. Ok, qua abbiamo chiesto un gol, naturalmente se mi danno mastino please, e noi ci vediamo appena mi donano le truppe. Eccoci qua ragazzi con il secondo attacco in live per fare un po' di elisir, quello rosa, quello normale, perché dobbiamo andare a mettere il bocciatore e penso che tra poco andrò un pochino più in sotto di coppe per fare proprio farming pesante, farmi i muri, le mura a livello 11 e fare soprattutto le mie valchirie a livello 5 che non le ho ancora maxate. Minzecchetta. Vabbè, allora andiamo a cercare un attacco da fare. Cioè voi non potete capire in questo momento quanto sto sborrando. Non avete la minima idea di quanto io stia sborrando. 700.000 di elisir ragazzi, 700.000.
non è roba da poco. E dopo è brutto che è tutto fuori, c'è un po' everywhere, non capisco un cazzo qua. Allora, io direi da sopra. Allora, mastino, mastino, un altro mastino qua, un altro mastino qua. Perfetto. Tu. Intanto i mastini si fanno distrarre. Entriamo dentro. Troppe, insomma, vediamo cosa riesco a fare. Gelatino qua. Gelatino qua. Una furiozza qua. E cazzo, il sorvegliante dovevo metterlo aereo. Che pirla. Mamma mia, mi sono completamente dimenticato. E secondo me io non so giocare con le truppe aeree. Sono un gran pirletto. Ah, no, veleno, no, scappano via le truppe bastardi. Sono un gran pirla. Madonna se sono un pirla. Manco 30% fatto. Madonna se sono pirla. Faccio schifo al cazzo. E non poco. Di più. E ora dobbiamo sperare di tentare, provare, non so, a pregare Dio di fare almeno, non so, 50%. Preghiamo il Signore Onnipotente. Vediamo se riusciamo. Minziga, in figa adesso mare. Che cazzo, mi sono completamente dimenticato che i depositi non si possono più terremotare. Figa. Guarda, io mi incazzo. Abbiamo i miei eroi a 40. Come fare 15%? Come? Non ho la minima idea. Davanti abbiamo un arco X, dietro Torre Inferno, lati è difficile. In figa la malora, ci tentiamo lo stesso. Dai stronzo. Dai stronzo, scappa. King, scappa via. Non ho più truppe. Scappa via. No, scappa. Che ti sei messo a colpire il pezzo di muro. Sei un pezzo di tua madre. Sterco. Bastardo. In culo. Tomare uomo. Il bottino è consistente, però ho fatto 46%. La cosa mi sta su cazzo. A parte il fail, ragazzi, andiamo a mettere al lavoro i miei muratori che sono stati in ferie per troppo tempo. Mettiamo la nostra prima inferno a livello 4 avviata e salutiamo i 10 milioni di oro. Proprio salutate, ciao, mai più visti. E mettiamo a fare la nostra caserma nera a livello 7, che andremo a sbloccare i bocciatori. Sì, sbloccato. Mamma mia, sono a secco di risorse, che caspiterina. Vabbè ragazzi, questo era il video oggi. Era una specie di road to max, perché mi ero già maxato una volta e hanno fatto uscire sto aggiornamento di merda, perciò non sono più maxato. Insomma, like e commento e noi ci vediamo al prossimo video.